conto alla rovescia per la riapertura del punto nascita all'ospedale di Portogruaro. La notizia è direttamente dal presidente del Veneto Luca Zaia, a margine dell'inaugurazione del nuovo reparto di oncologia. Chiuso da quasi 2 anni, da agosto 2015, tecnicamente sospeso, il reparto dovrebbe riaprire il 1° giugno e il governatore si è impegnato a essere presente. C'è un primario, ci sono 5 medici, ci sono gli operatori, mancano ancora per gli standard di legge 2 medici che ormai sono in dirittura d'arrivo, per cui poi si apre e si dovrà partire alla grande. All'appello mancano 2 medici, uno in aspettativa dovrebbe rientrare a breve, il secondo in attesa del definitivo trasferimento dall'ospedale di Mestre. Tutto pronto, insomma, una grande soddisfazione per il territorio. Le mamme devono tornare a partorire a Portogruaro in grandissima sicurezza, abbiamo eccellenze nel campo medico e quindi grande soddisfazione. Sulla riapertura pende la spada di Damocle del governo che prevede la chiusura dei punti nascita sotto i 500 parti all'anno. Serve quindi la collaborazione dei cittadini. Io sto facendo una battaglia rispetto al governo. Il governo ha deciso che tutti i punti nascita, come questo di Portogruaro, sotto i 500 parti all'anno devono essere chiusi. Non sono ritenuti sicuri. Noi teniamo il fronte, però bisogna che poi le mamme non si facciano distrarre da oltre il confine e vengano qui a partorire.